Ok, let's face this. Da quando sono caduto in bici da strada non sono più lo stesso. Sono molto più rigido in bici e non c'è un altro modo per dirlo, non sono sicuro. Quindi oggi l'obiettivo è uscire sulle strade di casa pianino, senza pensare alla media, alla velocità, ai chilometri, andare su percorsi che ho già fatto dove mi sento un po' più tranquillo e ritrovare confidenza con calma. Proviamo una salitella. Re di Puglia, via. Prima salita fatta. Adesso quasi quasi giro a sinistra perché non mi ricordo dove si sbuca da qua. Proviamo. Di solito io entro ed esco con la mountain bike da tutti questi sentieri sterrati, però facendo veramente pochissime volte la strada asfaltata di qua, veramente non mi ricordo come sono i collegamenti, dove va. Proviamo. Ah, mi ricordavo giusto, avevo un dubbio ed effettivamente qua la strada asfaltata finisce. Torniamo giù. Ho deciso di andare su San Michele, vicino casa, salita facile, non troppo lunga. Proviamo. Dovrebbe essere anche da questo lato tutto sommato in ombra, considerato che sotto il sole sono 33-34 gradi, quindi si va. Mangio una barrettina, guardo cosa mi ha scritto Fulvio, sicuramente sarà qualche giro in bici da fare e poi su direzione San Michele. Allora, per ora tutto bene, sto salendo a 145-150 battiti, quindi tutto sotto controllo. Effettivamente mi ricordavo bene che questa versante è sostanzialmente in ombra, quindi va bene. Sono quasi arrivato su, dai, non manca tanto. Per adesso tutto ok. Eccoci, ci siamo. Praticamente arrivato. Sono 27 km da casa, con 400 abbondanti di dislivello, un'oretta e un quarto, con grandissima calma. Frequenza media bassissima, ottimo. Frequenza massima comunque 163, che per una settimana di recupero attivo va più che bene. Considerato che arrivo dalle Dolomiti e dal camp Boscat Camp con Run Lab, va benissimo, recupero ottimo. Sempre bello, eh? Dai, posso dirmi soddisfatto. Per oggi va bene così. Adesso rientro, pranzo e un po' di relax con magari un'oretta, un paio d'ore di lavoro. Diciamo che ho un'idea
sarebbe stata andare sul Quarin, che è là, però volevo evitare tutto il piattone sotto il sole per arrivare fino a là. Oggi anche no, troppo caldo. Doveva essere più fresco, ma non so, 30 gradi. Vabbè. E giù in discesa. Settimana di recupero attivo con allenamenti fisici, ma in questo caso con la bici da strada più di testa, in via di conclusione. Contento dai oggi. On to the next one. Ciao!